sperimenterà un accesso diretto alle vaccinazioni per i nati nel 1936 in tutti i punti vaccinali della provincia, l'annuncio del presidente Zaia. Se venerdì il Veneto passerà in fascia arancione, prima di Pasqua scuole aperte per 3 giorni, ma tenendo in considerazione il principio dei 250 casi per 100.000 abitanti nei distretti, chiarisce il presidente del Veneto. Il dramma di Mogliano, la 26enne Marta Novello sottoposta ad un'altra operazione in condizioni sempre gravi ma stabili, medici cautamente fiduciosi, venerdì il 15enne davanti al giudice. Maxi frode internazionale di fatture false e riciclaggio di denaro con la base sul Veneto orientale, 4 arresti e 10 milioni di euro sequestrati in tutto il nord-est. Continuano le ricerche di Mattia Fogarino, il 21enne padovano scomparso domenica notte. L'appello dei genitori: se qualcuno lo vede ci chiami subito. Venezia domani compie 1600 anni, attesa per la storica ricorrenza dalle 10.45 in diretta su Antenna 3 la messa del Patriarca Moraglia dalla Basilica di San Marco. Sport, volley, Moco imbattibile, le Pantere travolgono ancora Novara e volano verso la finale di Champions League. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque oggi nel consueto punto stampa del presidente Zaia l'annuncio di un progetto sperimentale che prenderà il via domenica nell'ULSS 2 Marca Trevigiana in tutti i punti vaccinali, dove sarà possibile per i nati nel 1936 un accesso diretto alle vaccinazioni. L'annuncio appunto fatto dal governatore, che poi ha parlato anche di riapertura delle scuole. Domenica partiremo con un progettino sperimentale importante a Treviso, che chiediamo che venga poi replicato, se funziona senza tanti disagi, con una formula di accesso rapido. Questo l'ho voluta io con forza. Domenica in tutti i punti vaccinali della Marca Trevigiana si sperimenterà un accesso diretto senza prenotazione per i soli cittadini nati nel 1936. Si fa una chiamata per classe di nascita con avviso pubblico, in maniera tale che i cittadini di quella classe di nascita hanno già il numero dei nati di quell'anno e hanno già il numero dei nati di quell'anno per mese di nascita, per cui verranno diluiti nella giornata. La giornata di domenica riguarderà esclusivamente l'ULSS 2. Se la sperimentazione avrà esito positivo, il progetto verrà esteso a tutte le ULSS del Veneto. Intanto è in fase di ultimazione il portale per le prenotazioni, che sarà semplificato al massimo. Accanto al portale si sta lavorando all'attivazione di un numero verde e ad un grande call center. Questo per alleggerire l'afflusso di telefonate che sta arrivando ai centralini attivati al momento, come ha constatato di persona lo stesso governatore. Le ho verificate io di persona facendo il finto utente, chiamavo il numero verde sempre, tutte le mattine. Facevo anche i complimenti ai telefonisti a volte no, quando li facevo i vaghi. Ci sono stati dei momenti nei quali si faceva fatica a prendere la linea. Deve essere un gioco di squadra quello delle vaccinazioni, spiega Zaia, che ha incontrato il presidente ANCI Veneto Mario Conte per un coinvolgimento dei sindaci. Ci sono dei sindaci che si sono messi a disposizione per fare la consegna diretta della prenotazione. Una considerazione poi in merito alle tabelle pubblicate in questi giorni sulle percentuali di vaccinazioni somministrate, che vedono il Veneto negli ultimi posti. Su questo Zaia chiarisce. Il dato che dovrebbe interessare a chi fa queste statistiche: il numero di vaccinati in percentuale sulla popolazione. E guardando il grafico della media di vaccinazioni giornaliere ogni 100.000 abitanti, il Veneto si posiziona al secondo posto, dietro al Lazio. I veneti ora aspettano venerdì la decisione del CTS per l'assegnazione delle nuove fasce di rischio, decisione dalla quale dipende anche la riapertura delle scuole. Se noi andiamo in zona arancione, per 3 giorni la scuola deve essere aperta. Per le superiori e le 2 medie, il tema che ci vincola per legge è del 2,50 per distretti scolastici. E allora sentiamo dal direttore generale dell'USL 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, come verrà attivato questo progetto sperimentale domenica per i nati nel 1936. Se io Francesco Benazzi, sono di Treviso, vado all'area di Treviso, quindi vado al centro vaccinale Villorba. Sono nato a marzo, per cui io sarò vaccinato nell'ordine di marzo, quindi da gennaio sarà dalle 8 alle 9, febbraio dal 9 alle 10, marzo dalle 10 alle 11.
Lo spiega in maniera semplice il direttore Benazzi, con tanto di esempio il metodo sperimentale che scatterà nel territorio dell'ULSS 2 domenica prossima. Dunque, per semplificare ancora di più, la classe 1936, ovvero gli 85enni, che in provincia di Treviso sono 4.795, saranno vaccinati domenica 28 e verranno suddivisi nelle 4 sedi vaccinali: Oderzo, Villorba, Godigo Sant'Urbano e Riesepio X. Gli anziani di quella classe dovranno recarsi nei punti più vicini alle loro abitazioni e poi l'orario è stabilito a seconda del mese di nascita. Vi chiedo di rispettare l'orario, cioè quando diciamo che Francesco Benazzi è nato a marzo e deve fare nel centro di Villorba dalle 10 alle 11, che non arrivi alle 9, basta che arrivi alle 10 e poi sarà fatto velocemente. È stata scelta la giornata di domenica per dare la possibilità ai figli di accompagnare i genitori che non hanno la possibilità altrimenti di raggiungere i centri vaccinali. Non solo. Abbiamo ovviamente organizzato il calendario vaccinale per questa settimana, che ci porterà entro domenica ad azzerare sostanzialmente tutte le scorte di vaccini che abbiamo, quindi zero magazzino. Sul fronte ricoveri la situazione non è facile: 266 ricoveri Covid, 36 persone in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, 46 in subintensiva. Il picco dei contagi potrebbe arrivare la prossima settimana. Concorderemo, credo, in questa settimana con la Regione la possibilità di ridurre il ritmo delle attività ospedaliere. Quindi vuol dire interventi chirurgici che andranno a ridursi e faremo almeno da lunedì 29, quindi solo le urgenze, gli oncologici e chiaramente la parte che riguarda il materno infantile, quindi tagli cesarei. E il presidente Zaia è intervenuto anche in merito alla sentenza del Tribunale di Belluno nei confronti dei 10 operatori socio-assistenziali di RSA che avevano rifiutato il vaccino. Penso che il vaccino sia volontario e deve essere una prerogativa di civiltà questa. Dopodiché tu puoi essere obiettore di coscienza e non voler toccare le armi, ma non puoi andare a fare la guardia giurata. Usa una metafora il presidente Zaia commentando la vicenda dei 10 operatori sociosanitari dipendenti di 2 RSA bellunesi che si erano rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Belluno chiedendo venisse riconosciuto loro il diritto a non vaccinarsi contro il Covid. La sentenza ha dato ragione ai datori di lavoro che in prima battuta li aveva messi in ferie forzate. Si tratta della prima sentenza in Italia di questo tipo che ha fatto esplodere la discussione e ora dall'RSA un'ulteriore richiesta, una norma che rende obbligatoria la vaccinazione per chi lavora nelle residenze per anziani. Chi vuole lavorare nell'RSA sa che c'è questo problema, perché davanti a questa sentenza, le sentenze si rispettano, l'avremmo rispettata anche se fosse stata al contrario, no? Però immagino che il giudice abbia anche un po' saputo sapientemente cristallizzare la situazione dell'RSA. Non commento mai le sentenze dei tribunali, ma leggendo questa notizia sono molto felice. Cosa aspetta il governo a emettere un decreto legge che imponga la vaccinazione ai sanitari? È il post del virologo Roberto Burioni a commento della sentenza di Belluno. Ma il presidente Zaia, guardando a questa vicenda, dice anche come all'inizio le vaccinazioni siano state rallentate dai tanti messaggi che si sono susseguiti. All'inizio delle prime vaccinazioni vi ricordo che sono state anticipate da molte persone, anche autorevoli del mondo scientifico, dicevano non è sicuro, state attenti. Voglio anche giustificarli quelli che all'inizio hanno detto ma aspetterei un attimo, però adesso bisogna farlo, cioè, nel senso che chi volontariamente lo vuol fare lo deve fare. All'ospedale di Cittadella, centro terapeutico scelto per l'ULSS 6, sono partite le infusioni degli anticorpi monoclonali. Il primo paziente è stato il signor Franco. Sono contento di ricevere questo trattamento nelle mani di questi medici, mi sento sicuro. Sono le prime parole di Franco, 66enne padovano, primo paziente Covid positivo che all'ospedale di Cittadella ha ricevuto un'infusione di anticorpi monoclonali. La terapia recentemente approvata da AIFA ha la capacità di prevenire la progressione del virus e dell'infezione. Un'arma terapeutica che ha l'obiettivo di bloccare le ospedalizzazioni. In che modo? Attenuando la virulenza dell'agente eziologico del coronavirus in pazienti che hanno comunque contratto l'infezione
che non presentano una caratteristica di malattia grave, quindi non hanno una vera e propria polmonite, non hanno un'insufficienza respiratoria. I pazienti positivi che possono ricevere gli anticorpi monoclonali vengono reclutati da medici di base, dalle USC o dagli operatori di pronto soccorso. Non tutti i malati Covid infatti possono ricevere questa terapia. I monoclonali vengono somministrati a pazienti con più di 65 anni affetti da obesità, diabete o patologie autoimmuni, a patto che abbiano sospeso il trattamento immunosoppressivo da almeno 6 mesi, e poi ai pazienti con più di 55 anni e portatori di patologie cardiovascolari o respiratorie croniche. Questa terapia fa parte della medicina di precisione, spiega la dottoressa Marchi. Quindi gli anticorpi monoclonali agiscono come un concetto di chiave con la serratura, vanno a bloccare alcune componenti della spike protein del coronavirus, impedendo che interagisca sul recettore ACE, che è il recettore che rappresenta la porta d'ingresso. L'ospedale di Cittadella per l'USL 6 e l'azienda ospedaliera di Padova sono i due centri di somministrazione dei monoclonali della provincia. La seduta dura circa un'ora e prevede un costante monitoraggio anche dopo che il paziente è tornato a casa. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, iniziamo dall'accoltellamento di Mogliano. Sono in miglioramento le condizioni della 26enne aggredita mentre faceva jogging lunedì sera da un ragazzo di appena 15 anni. La giovane è già stata sottoposta a 2 interventi chirurgici. La ragazza è giovane, i parametri sia emodinamici che respiratori sono stabili, per cui insomma siamo cautamente fiduciosi. I medici che hanno in cura Marta Novello, la giovane accoltellata lunedì sera in via Marignana a Mogliano, hanno fiducia in un decorso positivo delle condizioni della 26enne, tuttora ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. È ancora sedata ed è ancora intubata, quindi ancora degente in terapia intensiva, quindi le sue condizioni sono ancora riservate. Tuttavia è stabile e quindi vedremo come va nel proseguo delle prossime ore. Se i parametri rimarranno stabili, i medici potrebbero decidere di estubare la paziente e ridurre la sedazione. Una notizia che i familiari, innanzitutto, ma anche i molti che a tutti i livelli hanno dimostrato alla ragazza solidarietà e vicinanza, aspettano con ansia. La giovane è stata raggiunta da una ventina di fendenti, inferti con un coltello da cucina che il suo aggressore, appena 15enne, aveva con sé. Per questo è stata sottoposta dal momento del ricovero a 2 interventi. Lei ha avuto delle ferite al torace, quindi ha avuto un pneumotorace, quindi qui è stato affrontato questo problema. Poi ha avuto anche una importante ferita all'addome, quindi anche qui è stata eseguita una laparotomia esplorativa per verificare eventuali lesioni. Poi ha avuto diverse ferite al volto e diverse parti del corpo, per cui sono intervenuti chirurghi plastici per suturare queste ferite. La seconda operazione è stata eseguita ieri. È stato effettuato ieri un intervento al terzo dito della mano destra perché aveva una lesione di un tendine, probabilmente da difesa. Quindi per difendersi, alzando la mano, ha ricevuto il fendente. Ed è proprio di questi minuti un aggiornamento sulle condizioni di Marta Novello. È stata estubata questa sera al Cafoncello di Treviso, è cosciente e sta proprio in questi momenti parlando con i genitori. Intanto proseguono le indagini. Oggi il difensore del 15enne ha diffuso una nota, ha potuto confrontarsi con il suo assistito solo ieri, ma sul movente mantiene il massimo riservo in vista dell'interrogatorio di garanzia venerdì. Quale che sia il movente, l'evento scatenante, modalità e circostanze dell'azione fanno pensare a un disagio, a un disturbo che andrà indagato. Le parole sono quelle dell'avvocato Matteo Scussat, difensore di fiducia del 15enne accusato del tentato omicidio di Marta Novello. Il legale ha diffuso in giornata una nota stringata, è riuscito a parlare, a confrontarsi con il suo giovanissimo assistito solo ieri mattina, dopo una prima notte trascorsa nel centro di prima accoglienza del carcere minorile di Treviso. Il ragazzo ha ricostruito la vicenda, abbiamo parlato del movente e della dinamica dei fatti. Ci incontreremo nuovamente in vista del giudizio di convalida dell'arresto. Così scrive il legale. L'interrogatorio di garanzia in carcere è previsto per venerdì. Il ragazzo, studente incensurato, dovrà ricostruire davanti al giudice quanto successo. Di movente e dinamica ha parlato con il difensore, che però non si sbottona e si limita a commentare quanto già emerso. Si parla di una rapina, anche se vi sono aspetti di atipicità della condotta che sfuggono alla ordinarietà.
Se di rapina si tratta, è andata drammaticamente oltre. Il quindicenne cercava di procurarsi del denaro, questo per gli investigatori è ormai acclarato. A cosa gli servissero non è dato al momento sapere. Il suo smartphone è stato sequestrato, si indaga nella cerchia di amicizie e conoscenze del minore, che rimane l'unico indagato. L'avvocato conclude il breve comunicato con un pensiero rivolto a Marta. La famiglia è scossa, chiusa nel dolore, esprime viva preoccupazione per le condizioni di salute di Marta e vicinanza alla sua famiglia. Maxi frode fiscale internazionale, 4 arresti e sequestri per 10 milioni di euro nel nord-est. Maxi frode internazionale di fatture false e riciclaggio di denaro con la base sul Veneto orientale. Da Portogruaro è partita dal caso del trader Fabio Gaiatto, già condannato con un precedente provvedimento a 15 anni e 4 mesi. Maxi frode estesa in tutta Italia con ramificazioni di esponenti della criminalità cinese. Raffica di arresti, ben 4 e 11 perquisizioni tra le province di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Udine. Per dire che anche in questi mesi difficili di pandemia noi abbiamo lavorato, il crimine non si è fermato e non ci siamo fermati neanche noi. Scoperto un giro di fondi neri da 60 milioni di euro, i 4 arrestati rispettivamente di Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Cessalto, dei quali 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Facevano la bella vita tra macchinoni di lusso, ville e feste a base di champagne e di circa 10 milioni di euro il valore totale dei beni sequestrati, tra contanti, veicoli e immobili da parte delle Fiamme Gialle. Ci sono circa 60 società coinvolte, molte delle quali cartiere ubicate all'estero. Chi erano queste persone che operavano per conto di Gaiatto? Erano persone che fornivano questo servizio, quindi che avevano la possibilità di convogliare attraverso delle società di comodo dei bonifici di denaro reali, favorendo imprenditori italiani che avevano interesse a contabilizzare dei costi inesistenti. Nell'osco giro dei falsi affari nel settore del commercio di rottami e ferro e di bancali di legno, coinvolti esponenti della criminalità cinese della provincia di Padova, incassavano i contanti depurati della loro provvigione per trasferire poi il denaro in una banca di Shanghai. Il rischio di questa frode sta proprio in questo, nel fatto che il denaro contante veniva praticamente immesso in circolo e il denaro contante funzionale a tante altre attività illecite, ovviamente l'evasione fiscale, ma anche il pagamento di manodopera in nero e altre cose ancora. Ed è giallo intorno al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo questa mattina in Laguna Venezia davanti alla Giudecca. Un corpo senza vita è stato trovato in acqua alle Zattere in mattinata a Venezia. Galleggiava nell'acqua del canale della Giudecca, circa all'altezza delle Zattere, nella zona tra le Zitelle e il Redentore. Avvistato dai passeggeri di un motoscafo ACTV che hanno subito allertato le forze dell'ordine per il tramite del comandante. Sul posto le volanti della polizia con il personale del SUEM 118. Una volta recuperato il corpo, gli operatori con i vigili del fuoco ne hanno constatato il decesso. Sono in corso le indagini da parte della Procura di Venezia per stabilire le cause della morte. Sembrerebbero esclusi al momento episodi di violenza. L'uomo potrebbe essere caduto in acqua in seguito ad un malore. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un senza fissa dimora, un uomo di una certa età che frequentava la zona e che le persone del posto vedevano regolarmente aggirarsi nei dintorni. Se qualcuno lo vede ci chiami subito, è l'appello dei genitori di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso domenica notte. Le ricerche sono ancora in corso. 3 giorni senza avere notizie. I genitori di Mattia Fogarin continuano senza sosta a cercare il figlio di 21 anni che domenica notte è uscito di casa nel quartiere di Terranegra, Padova, ed è scomparso nel nulla. Questa è la foto di Mattia, alto circa 1,80 m, con il pizzetto. Al momento della scomparsa indossava una felpa verde, dei pantaloni della tuta blu e scarpe da ginnastica. Chiunque avesse sue notizie o notasse il ragazzo deve rivolgersi alle forze dell'ordine o contattare direttamente il numero di telefono 347 78 48 025 e avvisare i genitori. In questi giorni la prefettura ha messo in campo il dispositivo di ricerca delle persone scomparse con i cani molecolari, l'elicottero che ha sorvegliato il fiume dall'alto e la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, ma di Mattia nessuna traccia. L'ultima cella telefonica ad aver agganciato il suo cellulare è quella di via Cavallotti, vicino all'argine del Bacchiglione. La procura ha aperto un'indagine e la questura ha sentito gli amici del ragazzo. Novità in arrivo per la Pedemontana Veneta.
Pedemontana Veneta prosegue a ritmo serrato il lavoro su quella che è stata definita la più importante infrastruttura a livello nazionale. Novità a breve. Contiamo entro il mese di maggio di aprire questo importante tratto da Bassano a Montebelluna. Gran parte dei lavori sono stati fatti e mancano ancora alcuni interventi che hanno avuto dei ritardi a causa dell'approvvigionamento del materiale, proprio perché viene dall'estero e quindi ci sono state una serie di difficoltà a causa Covid, però contiamo insomma entro breve di aprire questo importante tratto che permetterà ovviamente di collegare sempre più tutta l'area del Bassanese con il resto del territorio veneto. Massima attenzione ai punti critici che interessano la nuova arteria autostradale. Abbiamo la galleria di Malo dove è già stata sfondata a nord e si sta lavorando adesso a sud, ma manca veramente poco, e poi abbiamo il grosso problema della galleria di Castelgomberto e anche qui ci vorrà circa un altro anno di tempo per arrivare alla conclusione dei lavori, e poi abbiamo la difficoltà degli innesti sia da Spresiano ma anche gli innesti verso il casello di Montecchio Maggiore, ma contiamo nel giro insomma di breve di trovare un accordo, di chiudere e quindi di collegare quanto prima questa importante infrastruttura. Contestualmente verrà rivista e ristudiata anche tutta la viabilità minore. Si sta lavorando su diverse idee, pensiamo solamente anche al problema di Rosà, e su questo si sta lavorando attraverso un tavolo che è stato avviato dall'assessore De Berti assieme all'amministrazione comunale per superare questa difficoltà, ma anche tante altre situazioni che abbiamo un po' lungo tutto il tratto della Pedemontana, perché ovviamente è una nuova strada e per quanto poco ha un impatto anche sui territori che la attraversa. Venezia compie 1600 anni. Domani mattina Antena 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica di San Marco la Santa Messa, officiata dal Patriarca Francesco Moraglia per il compleanno della città. 1600 anni dalla nascita di Venezia, sicuramente una data mitica, forse non proprio esatta al giorno o all'anno, però sicuramente un momento da ricordare. 25 marzo 421. 1600 anni fa, con la consacrazione della chiesa di San Giacometo, a pochi passi da dove circa 700 anni dopo sarebbe stato edificato in legno il primo ponte di Rialto, viene fatta convenzionalmente risalire la nascita di Venezia. E domani, dalle 10:45, in diretta dalla Basilica di San Marco, Antena 3 trasmetterà la Santa Messa officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia per i 1600 anni di Venezia. Una manifestazione solenne per celebrare una città unica. Certo, su quella data di nascita non c'è certezza storica, ma la certezza c'è invece sul fatto che le varie generazioni di chi si rifugiò in laguna per sfuggire alle ondate barbariche che imperversarono dal V secolo diedero vita ad una storia straordinaria sotto ogni punto di vista: politico, culturale, artistico, architettonico e commerciale. Venezia compie 1600 anni e rimane una città unica e irripetibile nel mondo, che sarà celebrata con numerose iniziative. Mette in evidenza come questa comunità nasca come una repubblica in mezzo ai regni, agli imperi, ai barbari, ai bizantini, cioè ai poteri forti. Poteri forti, tra i quali Venezia si ritagliò un posto di primo piano anche come primo ordinamento repubblicano moderno. Un tale esempio di democrazia da diventare modello quando, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia, nel 1786 gli Stati Uniti inviarono a studiarlo una commissione di cui erano membri i padri della Costituzione americana Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Ma gli esempi sull'influenza di Venezia sono innumerevoli. Persino la parola italiana più conosciuta e usata al mondo è il saluto veneziano ciao, o il carattere che rappresenta dovunque l'era digitale, la chiocciolina, era già usato dai mercanti della Serenissima per indicare la misura in anfore. Siamo allo sport, volley Moco imbattibile, le Pantere travolgono ancora Novara e volano verso la finale di Champions League. Ovviamente abbiamo sognato questo finale anche dall'anno scorso, che tutto è stato fermato, quindi siamo molto contente. La soddisfazione della capitana di 1000 battaglie, votata miglior giocatrice della gara, trascinatrice di tante vittorie. Qui siamo alla 57esima consecutiva in stagione e vale il biglietto per la finale di Verona del 1° maggio. Finale di Champions League, il trofeo sfiorato per 2 volte nel 2017 e nel 2019, prima dello stop causa pandemia dello scorso anno.
Una semifinale tutta italiana con le Pantere che dominano ancora una volta il Novara con un 3-0 senza appello dopo la vittoria dell'andata. Temevo un po' l'approccio della mia squadra e anche l'approccio della loro squadra, perché loro si erano forse tolti un peso dopo quello 3-0 da loro e potevano giocare con più libertà, diciamo, soprattutto a livello di testa, non avevano più niente da perdere. Noi invece dopo il 3-0 dovevamo assolutamente partire bene. E così hanno fatto, macinando punti fin dalle prime battute, con un primo set da dominatrici seguito da una gara in controllo totale fino al punto della vittoria. Una stagione intensa ma che deve ancora regalare il traguardo più ambito per le imbattibili Pantere. Noi sentiamo il calore anche se i tifosi non ci sono qui presenti e vogliamo dare una gioia a tutti loro e quindi giochiamo anche per loro e cerchiamo di ottenere degli obiettivi anche e soprattutto per loro. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Anticiclone ancora ben presente sull'Italia a garanzia di un tempo stabile sul nostro territorio. Ma diamo uno sguardo più approfondito alla grafica di giovedì 25 marzo. Sul Veneto il tempo si manterrà ancora buono con tanto sole dappertutto come vediamo. Non sono attese piogge. Nelle ore centrali della giornata tendenza a sviluppo di una maggiore nuvolosità. Temperature in generale aumento, minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi sui 12-16 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, sempre soleggiato, qualche addensamento sui rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime fino a 12-15 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, sole dappertutto, cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime fino ai 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.